Rieccoci nuovamente assieme per A voi la linea. Continua a far discutere l'adozione dell'uso del Green Pass nelle mense aziendali. Oggi sul tema si è espresso il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. Noi al momento abbiamo saltato questo tema da tempo, quindi non avevamo, quando non c'era il Green Pass, cosa abbiamo organizzato? Siccome i tecnici di officina sono circa 500 contro i 2500 degli uffici, i tecnici di officina vanno in mensa, ma la mensa è occupata per meno di un terzo, quindi il problema di contatti eccetera non ci sono, mentre abbiamo organizzato che verso metà mattinata passano attraverso gli uffici, abbiamo una selezione di 2, 3, 4 soluzioni, non lo so quanto, uno dice mangio questo, bene, poi a mezzogiorno passa e consegnano e quindi rimangono negli uffici che hanno dei distanziamenti eccetera, quindi questo problema non lo sentiamo, però posso condividere il concetto, come esprimeva l'assessore, che ci vuole una legge chiara su questo, perché il fatto pandemico non credo sia finito, diventerà in ottobre, novembre, credo, qui nessuno lo può dire, ma nella logica riprenderà. L'effetto sarà tanto inferiore quanto sarà più alto il numero dei vaccinati, questo ormai l'abbiamo capito tutti, e quindi se lei non intende vaccinarsi è un fatto suo, personale, a meno che non ci siano dei problemi di salute, questo è tutto un settore a parte, è un fatto personale ma che non gli dà il diritto di infettare gli altri o di creare dei problemi agli altri, come insegna l'educazione. Qua tirano vicino anche ormai la Costituzione viene tirata in ballo per qualsiasi cosa, anche per il diritto del Green Pass, non Green Pass. Poi ragazzi, qui se lei non si vaccina e contagia, non è mica una cosa, quindi la legge deve essere chiara ed evitare, ci sono gli specialisti, ed evitare anche in previsione di una ripresa dei contagi, minimizzare per non avere i disastri sociali che abbiamo avuto all'inizio, che non si sapeva cosa fare, fermare tutto, stare tutti a casa, quelle cose lì che alla fine non fanno altro, oltre al problema della salute, oltre ai problemi personali, alla fine ha anche un impatto economico che alla fine dovremo in qualche modo ripagare e torniamo sempre a... Un po' di sport adesso perché si sta disputando a Butrio da lunedì 16 agosto la Coppa Campioni di softball femminile, un evento che sta riscuotendo grande interesse e che vede la partecipazione di squadre internazionali. Ce lo illustra Maurizio Rizzi, presidente della White Sox Butrio, mentre Giancarlo Zuccolo, direttore sportivo della stessa società che ospita il torneo, ci fa il punto sul campionato della squadra che è attualmente seconda in classifica. Vediamo. Dal 16 agosto è in corso qui a Butrio e andrà avanti fino al 21 agosto la Coppa Campioni di softball femminile, ospite della società White Sox di Butrio. E, insomma, presidente Maurizio Rizzi, un bel onore, un orgoglio, no? È un orgoglio perché per una cittadina come Butrio di 4.000 abitanti ospitare una manifestazione così importante, io non ho parole. Noi siamo 15 giorni che lavoriamo sotto un sole cocente per rendere al meglio questo campo da gioco, per poter far giocare al meglio queste atlete. Squadre che vengono da? Le squadre vengono da Francia, Spagna, Svizzera, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia e 2 italiane. Le italiane sono il Bollate, che è la detentrice della Coppa Campioni del 19, e il Forlì, che è la società che ha vinto il campionato italiano nel 19. Quanto è stato difficile organizzare un evento del genere in tempi post-Covid, cioè siamo proprio all'inizio della ripresa? Diciamo che è stato molto difficile, specialmente per me, perché con tutti i pensieri che mi giravano per la testa la notte non dormivo. Però siamo riusciti, adesso sono già 3 giorni che giochiamo e è un bel spettacolo. C'è partecipazione, vedo finalmente anche di tifosi.
Sì, diciamo che noi siamo uno sport minore, però qui i tifosi sono arrivati da Bollate, arriveranno anche da Bollate, da Forlì, c'è un piccolo, diciamo, raggruppamento di slovacchi e svizzeri. Abbiamo parlato di questo evento, invece adesso parliamo proprio della White Sox con Giancarlo Zuccolo, direttore sportivo, invece andiamo più dentro le cose tecniche. Innanzitutto, come sta andando il campionato? Benissimo. Allora, con la prima squadra partecipiamo al campionato di Serie B e stiamo andando molto bene, oltre le più rose aspettative, perché siamo partiti con una squadra veramente di ragazzi molto giovani. L'obiettivo era salvarsi, a 3 giornate dalla fine siamo in corsa per la promozione, siamo secondi dietro il Padova, ce la giocheremo, è difficile perché appunto noi abbiamo una squadra giovane, il Padova è una squadra che diversi giocatori qualche anno fa militavano in Serie A, però ci siamo insomma, gli stiamo correndo dietro e gli stiamo molto attaccati a loro. Beh, che sensazione è partire con un obiettivo e finire con uno molto più alto? Molto bello anche perché quando si raggiunge l'obiettivo salvezza, poi tutto quello che viene, giochi con un altro spirito, giochi per divertirti, giochi, tanto non si ha nulla da perdere, è una cosa bellissima. Ma oltre che nulla da perdere, mi sembra anche tanta voglia di tentare qualcosa veramente di straordinario. Sì, anche se era fuori dal programma, ma a questo punto poi se raggiungiamo questo obiettivo il problema sarà del Presidente, perché dovremmo lavorare in altro modo per una squadra da Serie A, ma comunque diciamo l'obiettivo è stato raggiunto, tutto quello che viene di più va benissimo, anche un secondo posto sarebbe un risultato per la prima squadra. Beh, diceva i problemi saranno del presidente ma anche del direttore sportivo che dovrà calibrare una squadra per, insomma, vediamo. Allora, il nostro obiettivo, essendo uno sport diciamo che non ha un grande diciamo, seguito di sponsor eccetera, è quello di fare giocare i giocatori del nostro settore giovanile e difatti è da anni che siamo impegnati nel settore giovanile per cercare di avere dei giocatori in prima squadra di Buttro. Ci stiamo un po' alla volta, ci stiamo riuscendo, tant'è vero che abbiamo un bel seguito di ragazzi, finalmente dopo diversi anni siamo riusciti a mettere in campo 4 squadre giovanili, abbiamo dai 50 ai 60 ragazzi che frequentano il campo di baseball di Buttro, diciamo che il momento è buono, nonostante il periodo, il momento è molto buono per noi. Direi proprio di sì e quindi vale la pena anche insomma, cercare di portare ancora più giovani, ancora più ragazzi verso questo sport. Ma sicuramente l'obiettivo, nel momento critico del Covid, un nostro grande diciamo, vantaggio è stato che il baseball è un gioco che si gioca d'estate, non è di contatto, per cui praticamente noi non abbiamo mai smesso attività. Siamo riusciti a fare sempre attività e questo ci ha portato ad avere tanti ragazzi, ma non solo a Buttro, è in regione ma anche a livello nazionale il baseball sta crescendo. Insomma, voi vi ponete come un modello da seguire, direi che potete essere orgogliosi. Beh, sicuramente, noi siamo orgogliosi, cerchiamo di lavorare al meglio, anzi dobbiamo cercare di lavorare ancora meglio per avere ancora più ragazzi, per avere ancora più genitori, per avere ancora poi più pubblico a seguire le partite della nostra squadra. E far crescere questo sport. Sicuramente, questo è un obiettivo che si è posta la federazione, si è posta la federazione regionale, ci siamo posti noi per cercare di essere in più a giocare questo sport strano ma bellissimo come chiaramente qualsiasi amante dello sport dirà del proprio sport, però questo forse ha qualcosa di più. Andiamo adesso a Coseano dalla nostra Paola Treppo che ci deve parlare di importanti lavori pubblici. Paola, ci sei? Paola? Sì, eccoci, siamo a Coseano, in piazza, nella Piazza degli Artisti, per parlare insieme al sindaco delle opere pubbliche, dei lavori pubblici in corso programmati per il paese. Buongiorno. Buongiorno a tutti, abbiamo moltissime opere pubbliche, alcune sono in finitura finalmente di arrivo, è stato un biennio decisamente molto complicato per i motivi che insomma già sappiamo e non serve rimarcarli, e soprattutto a scuola abbiamo fatto grandissimi lavori spendendo milioni insomma di
di soldi queste opere, soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione antisismica di tutte e 3 le scuole e poi per il risparmio energetico, quindi insomma il nostro polo scolastico possiamo dire che è tra i migliori in Friuli Venezia Giulia e all'avanguardia appunto da questo punto di vista. Abbiamo anche intenzione di andare avanti con le piste ciclopedonali, ci sono stati ovviamente dei problemi per quanto riguarda anche il materiale in questi mesi difficili per appunto una crisi non tanto economica quanto direi appunto di approvvigionamento sia per la Cina sia anche per il motivo del 110 che ha ovviamente risorse che non sono infinite ma sono evidentemente finite, ma insomma ci stiamo dando da fare e anche queste opere stanno procedendo direi molto bene. Per quanto riguarda gli impianti sportivi che sono invece attigui al centro scolastico, abbiamo fatto anche lì grossi lavori, non soltanto di manutenzione ordinaria ma soprattutto di opere capitali. Perché? Perché fondamentalmente abbiamo pensato che vicino a una scuola ci debba essere anche ovviamente i campi di calcio, i campi di tennis, i campi di calcetto, eccetera, eccetera, ovvero dare la possibilità ai ragazzi non soltanto di avere le ore di studio e le ore di scuola, che sono ovviamente fondamentali, ma soprattutto in questo momento di post pandemia o comunque di pandemia, dare la possibilità di stare all'aria aperta e questo insomma risulta fondamentale. Altre cose invece non più per i giovani, ma per tutti e forse magari un po' più per gli anziani è gli ambulatori medici. Abbiamo ricevuto proprio in questi giorni un importantissimo finanziamento dalla regione pari a 550.000 euro per rifare completamente il poliambulatorio, che tra l'altro è anche la sede della Guardia Forestale, scusate, della Guardia Forestale, e quindi insomma fondamentalmente è un luogo strategico molto importante. Non ultimo c'è la ristrutturazione completa anche del municipio che è appunto qui alla mia destra in Piazza degli Artisti, e questo sono opere chiaramente strutturali ma sono opere di importanza fondamentale non soltanto per il discorso antisismico ma come dicevamo prima anche per il discorso di risparmio energetico. In questi 10 anni, in realtà sono già 12 di amministrazione, abbiamo fatto proprio questo ragionamento: se andiamo a risparmiare, e effettivamente abbiamo risparmiato veramente tantissimo, tant'è che il debito pubblico è diminuito di quasi il 60%, che insomma è tantissimo secondo me, abbiamo la possibilità poi di reinvestire i soldi, dare quindi lavoro e avere la possibilità insomma di costruire un comune appunto migliore e che dia possibilità alle persone di viverci decisamente insomma meglio. Ci sono poi anche altri lavori che non sono prettamente comunali, per esempio la rotatoria sulla strada regionale 464 che dovrebbe essere finalmente addirittura insomma di arrivo, è stata infatti partita la gara, quindi adesso c'è la gara in corso e io penso che i primi mesi del prossimo anno dovremo iniziare a vedere finalmente i lavori. E infine la fognatura e l'acquedotto nella frazione di Coseaneto, anche questo è quasi terminata, sono insomma gli ultimi lavori in corso, anche lì erano oltre €500.000, quasi 600.000 euro, e sono stati anche aggiunti ulteriori soldi dal CAF, che chiaramente non è appunto un lavoro comunale, ma è chiaro che il comune ha dovuto spingere per molti anni appunto per avere questi lavori pubblici. Quindi insomma in definitiva, nonostante il Covid, nonostante una congiunzione non del tutto felice degli ultimi anni per quanto riguarda l'economia regionale e anche nazionale, ma forse oserei dire anche europea, il Comune di Cosiano si è dato veramente moltissimo da fare per avere appunto soldi e progettualità, e qui insomma va un merito ovviamente alle amministrazioni, all'amministrazione anche la precedente, ci mancherebbe, e poi anche agli uffici che hanno lavorato in maniera molto importante in questi anni. Allora veramente sono tanti cantieri come abbiamo sentito per Coseano. Ringraziamo il sindaco, grazie a Chiara Miscoria per le immagini e ti restituisco la linea qui dalla Piazza degli Artisti. Grazie a te Paola, adesso un breve intervallo pubblicitario e ci ritroviamo subito dopo.
Bentornati per la seconda parte di A voi la linea. Il gruppo Danieli questa mattina ha consegnato al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Udine un ecografo di ultima generazione che consentirà un intervento più mirato ed immediato nei giovani pazienti. Alla consegna, oltre al presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti e al direttore generale di ASUFC Denis Caporale, era presente anche il vicepresidente regionale con delega alla sanità Riccardo Riccardi. Vediamo. Professoressa Cogo, una macchina tutto sommato piccola, compatta, che può raggiungere i piccoli pazienti direttamente nella loro stanza. Vediamo 4 sonde. Ci può spiegare che cosa vi aiuta a fare? Queste 4 sonde ci aiutano a capire bene come funzionano tutti gli organi interni del bambino. In particolare questa sonda ci aiuta a capire tutti gli organi addominali, quindi il fegato, la milza, l'intestino, i reni, e quindi se il bambino ha qualche problematica legata a quell'organo, questo strumento ci consente di individuare il problema appunto con precisione ed efficacia. Questa invece è una sonda che serve preferenzialmente per studiare il polmone, e quindi tutti i bambini che hanno patologie, problemi tipo respiratorio o di ossigenazione, ci consente di capire bene la funzionalità del polmone, perché il polmone non ossigena bene il sangue, e ci serve anche per capire se ci sono delle problematiche a livello muscolare o articolare o degli arti. Questa sonda è una sonda esclusivamente legata alla funzionalità del cuore. I bambini possono avere sia delle malformazioni di cuore che delle alterazioni della funzione, cioè della capacità del cuore di contrarsi e di pompare il sangue, quindi questo è uno strumento particolare che serve per vedere il cuore piccolo del bambino e quindi per capire se ci sono delle malformazioni oppure se non funziona bene e quindi ha bisogno di farmaci. Questa è l'ultima sonda, che è tecnologicamente molto avanzata, che ci consente invece di individuare con precisione dove sono le vene e le arterie dei bambini. E siccome dalle vene e dalle arterie noi dobbiamo prelevare il sangue piuttosto che fare le terapie infusive, endovenose, chiaramente una sonda con questa precisione ci dice dove esattamente è la vena, e quindi noi possiamo pungere esattamente dove dobbiamo prelevare il sangue senza fare dei tentativi a vuoto, e quindi fa soffrire il bambino inutilmente. Un'apparecchiatura importante per la medicina d'urgenza pediatrica, ma anche per malattie rare, diceva. Certo, molte malattie del bambino vengono considerate malattie rare perché sono malattie specifiche dell'età pediatrica. Quindi ci sono delle malattie più comuni, ma ci sono delle malattie molto più complesse che hanno bisogno di essere seguite per la funzionalità di più organi contemporaneamente, perché spesso coinvolgono più organi che si scompensano. Quindi uno strumento come questo, che è il letto del bambino oppure in pronto soccorso, riesce contemporaneamente a vedere più cose, ci aiuta naturalmente a curare anche i bambini con malattie complesse e rare. Un altro aspetto importante che rende questa apparecchiatura unica nel suo genere, quindi particolarmente utile, è quello dell'intelligenza artificiale, della possibilità di elaborare i dati non solo sul singolo paziente, quindi l'evoluzione della situazione di quel paziente, ma addirittura si arriva a dare dei suggerimenti di diagnosi, diciamo così. Certo, questo è l'unico strumento attualmente presente in commercio che ha la possibilità di avere degli algoritmi interni con cui noi riusciamo a utilizzare i dati degli esami precedenti che abbiamo fatto, in cui lui riconosce che sono delle alterazioni di funzione di quell'organo specifico, e quindi se lo ritroviamo gli stessi dati quantitativi, gli stessi numeri, gli stessi reperti in un nuovo bambino che ci arriva nel nostro pronto soccorso, lui è in grado di suggerirci che possibilmente quel bambino ha quella malattia, quindi aiuta il medico a capire qual è la diagnosi. Un'apparecchiatura che ci porta verso il futuro della clinica pediatrica di Udine. Sono tanti i ragionamenti che si stanno facendo in questo senso. Certo, perché la medicina è innovazione, quindi noi siamo molto attenti a capire quali sono i suggerimenti da parte della scienza pediatrica che possono portare a una migliore cura del bambino, e quindi è importantissimo che il medico, l'infermiere sia proattivo nei confronti di queste nuove iniziative, riesca a capirle, a carpirle nel più breve tempo possibile e implementarla nel proprio ambiente di lavoro, in modo tale da costruire sempre una medicina che è contemporanea, presente, perché altrimenti se noi non abbracciamo l'innovazione non riusciamo a curare bene i nostri bambini.
Ingegner Benedetti, è stata presentata questa importante apparecchiatura donata dalla Danieli, è stato sottolineato come il suo utilizzo sarà fondamentale per una diagnosi rapida e puntuale a favore di chi opera nella clinica pediatrica. Si è parlato anche di intelligenza artificiale, questa è la grande novità, l'innovazione che consente questa apparecchiatura. Sì, mi ha spiegato la dottoressa Paola che la macchinetta, a fronte dei risultati dell'esame, ha dei modelli di elaborazione, degli algoritmi che si mettono insieme, quindi in sostanza anche pensano, che non sostituiscono l'operatore, ma pensando gli danno dei suggerimenti, sono selettivi e quindi pongono dei dati e delle deduzioni che facilitano poi la decisione da parte dell'operatore. Quindi sostanzialmente suggeriscono una diagnosi, aiutano. Lei sottolineava ancora questa volta l'importanza di prendersi cura dei più piccoli, sottolineando quanto di più piccoli ce ne siano sempre meno. Sì, vero, o di prendersi cura anche dei più grandi, ma dei piccoli in particolare che ce ne sono sempre meno, e come accennavo all'assessore Riccardi, impegnatissimo in queste circostanze non facili. Probabilmente il tema famiglia, il tema nascita, allora i piccoli sono pochi, curiamoli, ma curiamoli comunque evidentemente. Poi si tratta, visto che parliamo di piccoli, di natalità, dobbiamo lavorare probabilmente con più incisività per cercare di arginare la decrescita continua, perché non solo è bassa, ma tende ad abbassarsi ancora di più, con tutte le conseguenze sociali che questo comporta, no? Che poi questo si collega all'immigrazione, l'immigrazione è spontanea per una certa quantità, per un'altra dovrebbe essere ragionata, perché dovrebbe essere ragionata anche in un ambito culturale di preparazione per dare un contributo a mantenere il welfare sociale, che altrimenti decale e quindi la società diventerà sempre progressivamente più povera. Io non ho questo problema, lei forse può averlo, non so se gli pagheranno la pensione se continuiamo così. Premesso tutto questo, la natalità va un momentino sostenuta, la Regione lo sta facendo con queste facilitazioni che potrebbero anche essere aumentate, ok? Ma io penso che ma sono ignorante in materia, sia un sistema anche di educativo. Negli ultimi 30 anni, 40 anni, in tante forme è stata dato giù, per così dire, alla famiglia, al concetto di famiglia. E probabilmente molti, arrivando a 40-50 anni, capiscono che una continuità potrebbe essere stato avere dei figli. E c'è molta gente che si trova senza continuità e quindi dà meno senso alla loro traiettoria umana. Ma non voglio entrare da elettricista in temi che non conosco, da elettrotecnico. Quindi probabilmente nelle scuole bisognerebbe dare più importanza all'educazione della famiglia, cosa significa avere i figli, cosa significa avere figli nella cornice di una vita umana. Vicepresidente, importante donazione da parte della Danieli per la clinica pediatrica dell'ospedale di Udine, uno strumento davvero molto importante sul fronte della diagnosi, quindi un supporto importante per i medici infermieri della pediatria. È un supporto sicuramente per la nostra clinica pediatrica, che è un'eccellenza che lavora all'interno di questo ospedale. Abbiamo sentito la professoressa Cogo spiegarci puntualmente come la puntualità della diagnosi, la velocità della diagnosi che è consentita da questa attrezzatura ulteriormente eleva la qualità che qui già viene garantita. Oltre a questo però io non posso non soffermarmi sulla sensibilità sociale di Danieli. Ho ricordato, ringraziando l'ingegner Benedetti, altre iniziative che la Danieli ha sostenuto, ricordando come l'intervento di questa grande azienda non è mai banale, perché quando si lavora sulla sanità, quando si lavora sui giovani e sulle scuole, quando si lavora sulla sicurezza del lavoro, questi sono segnali importanti che stringono il rapporto tra le istituzioni e il mondo dell'impresa.
Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il Covid. Abbiamo visto in questi giorni l'evoluzione dei contagi, ci si sta riorganizzando anche sul fronte di apertura di nuovi reparti Covid? Noi sicuramente ci stiamo organizzando perché insomma, i fenomeni vanno calcolati con un buon anticipo sperando che il lavoro che tu fai non serva, però è evidente l'andamento del contagio è chiaro, abbiamo tutti imparato che questa è una ruota, tu oggi ti trovi in una condizione di basso contagio e poi potresti a scapito di altri trovarti in una posizione alta vedendo quello che è oggi in alta ritornare in una posizione bassa, quindi bisogna essere pronti. Chiaro, il contagio c'è, è più alto di quello dello scorso anno se paragonato al periodo che stiamo vivendo, vediamo un plateau di questo contagio perlomeno negli ultimi giorni, vediamo cosa succederà nei prossimi e soprattutto vediamo una dinamica di contagio diversa che ha una pressione ospedaliera sicuramente differente rispetto al passato, dove vediamo che insomma, il vaccino comunque fa la differenza. Lei ha ricordato i 7 pazienti in terapia intensiva dell'altro giorno, ieri siamo arrivati a 9, di questi 9 2 sono vaccinati con una condizione di comorbidità importante, 7 persone non sono vaccinate e cominciamo a vedere persone non vaccinate anche giovani entrare nelle terapie intensive, quindi questo conferma ancora una volta che sicuramente il vaccino è la risposta importante che, voglio ricordare, presenta lo 0,008 in termini della complessità dei vaccinati a domanda ospedaliera, di questo 0,008 lo 0,0001 riguarda la terapia intensiva. Quindi se qualcuno ancora vuole mettere in discussione l'efficacia del vaccino si lega a questi numeri e faccia una riflessione seria sulle scelte che tutti quanti noi dobbiamo fare. Sul fronte della vaccinazione aumenta la risposta della popolazione degli studenti del Friuli Venezia Giulia e a livello di popolazione ultra sessantenne questa risposta ancora non la vediamo. Noi dopo mesi e mesi di lavoro abbiamo le persone con oltre 60 anni che hanno aderito all'80%. In uno spazio molto inferiore la categoria 12-19 ha già superato il 53%, quindi i nostri giovani ci stanno dando una lezione. A livello nazionale si comincia già a parlare di terza dose e le ultime considerazioni riguardavano la popolazione fragile. Ci si comincia ad attrezzare o si cominciano a fare delle ipotesi anche su questo fronte? Noi ci atteniamo alle evidenze scientifiche e alle disposizioni del Ministero della Salute. Se il Ministero della Salute riterrà di procedere con questa terza fase, questa è una scelta del Governo, è chiaro, le regioni si organizzeranno, noi siamo pronti, abbiamo organizzato una macchina vaccinale che non sta andando a piena velocità perché non c'è la domanda, continuiamo ad avere posti nelle agende con dimensioni elevate e disponibili. Noi terremo naturalmente la barra dritta e ci metteremo a disposizione di quelle che sono le evidenze scientifiche a disposizione del Ministero della Salute. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.